tutti. So di essere sparita da un po', però volevo dirvi che vi penso continuamente a montare dei video che ho fatto e che raccontano delle storie molto belle. Non so perché questo periodo ehm, mi sono un po' fermata, sicuramente mi sono fermata dal girare perché è un po' difficile con queste zone gialle, arancioni, eccetera, eccetera. Però ripeto, ho in archivio un po' di cose che potrei lavorare. Sarà che siamo tutti un po' condizionati da questa situazione, non so, io sto vivendo molto bene lo stare in casa e rilassarmi sul divano, creare qualcosa di artistico eh, e non stare troppo sul computer perché già ci sto per lavoro. Sapete bene che io insegno inglese. In privato. Comunque faccio questo video per dirvi che non vi ho dimenticato, che vi ringrazio del grandissimo sostegno e delle visualizzazioni che continuate a darmi e a dare al canale. Atena sta bene, va tutto bene. eh, Presto torno, giuro, presto torno e comincio a fare anche altre esplorazioni. Quello spirito non si è spento assolutamente, la curiosità e la voglia di raccontare. Ehm, Però, appunto, come vi dicevo, c'è stata una pausa, naturale anche, probabilmente, visto che sono stata abbastanza prolifica nello scorso anno. Vi ringrazio ancora tanto tanto tanto. Continuate a visionare i video perché ce ne sono tanti e tanti anche abbastanza rustici, nel senso che comunque non avevo, non ho, anche per scelta non ho attrezzature chissà che cosa, giro col telefonino, eh, perché voglio che rimanga un qualcosa di molto semplice. Però ho visitato tanti posti, ho visitato tante situazioni, tanti posti molto interessanti con una storia dietro che ho raccontato. Quindi visionateli, andate indietro nei primi video e li vedrete. Vi abbraccio forte forte forte, vi ringrazio tanto 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 ancora del sostegno e vi prometto che presto ci saranno altre novità e, e vi ringrazio anche di seguirmi con attenzione, con passione e di chiedermi anche consigli di dove andare, dove sono i posti, eccetera, eccetera, oppure darmi consigli di nuovi posti da visitare. Grazie davvero. Anche questa è una scelta estemporanea, quella dei posti da visitare, perché magari non vado specificatamente in un posto, vado a fare una gita da una parte, vado a farmi un giro con mio marito e la cagnetta e tutto d'un botto con l'occhio colgo subito il luogo interessante da visitare. Quindi ferma la macchina. Scendo con Atena e esploriamo. Grazie, un abbraccio grande grande e non dimenticatevi di me, ma continuate a darmi l'attenzione che mi avete dedicato tutto questo tempo e non rimarrete delusi. Ciao!